Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua nel video, no nel video post partita scusate, nel video del giorno dopo riguardo a Cagliari Sampdoria. Ho voluto fare questo video perché effettivamente ci sono delle cose da analizzare e lo devo girare in fretta e furia perché lo sto girando prima di andare al lavoro. Mi sono segnato alcune cose perché se no non me le sarei mai e poi mai ricordate. E detto questo cominciamo subito. Ripeto quello che ho detto ieri, secondo me il Cagliari comunque la partita l'ha giocata bene, ha giocato bene e per gli spettatori neutrali secondo me questa è stata una partita con i controcoglioni, veramente, perché il primo tempo è stato leggermente più combattuto, però calcolate che soltanto in 45 minuti ci sono stati 6 gol, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, facciamo penso la media di un gol ogni 8 minuti, cioè mica pizza e fighi. Comunque, tralasciando il fatto che secondo me il Cagliari ha giocato comunque molto molto bene, la partita comincia con la Samp che attacca, dopo un po' siamo noi a tenere il pallino del gioco e lo terremo per quasi tutto il primo tempo, se non per tutto, tranne per il fatto che purtroppo nel primo tempo nella nostra area Pellegrini scivola e causa un rigore. Scivola, mi pare su Gabbiadini, nel senso scivola, Gabbiadini ovviamente è nella sua traiettoria, o meglio Pellegrini è nella traiettoria di Gabbiadini e per quanto possa essere sfortunato, quello ovviamente è un rigore, è stato giusto convalidarlo perché comunque Pellegrini ostacola appunto la traiettoria di Gabbiadini e, ed è rigore, purtroppo. E in quel caso va Quagliarella sul dischetto che insacca. Secondo me il rigore che alla fine poteva essere parato perché sì che era abbastanza potente, però era comunque un pochino centrale, quelli secondo me si poteva parare, non era così imparabile, mettiamola così. Eh, praticamente la partita, il primo tempo finisce lì, però c'è una cosa in particolare che non mi è piaciuta, sia nel primo che nel secondo tempo, il quantitativo di cross sbagliati, veramente un'enormità, un'enormità. Dopo vi dirò alcuni due cross, gli unici due, anzi gli unici tre che mi sono piaciuti, però andiamo avanti. Raddoppio Samp, lì errore nella nostra difesa, non siamo riusciti a marcare benissimo né Quagliarella né Ramirez. Quagliarella che fa l'ultimo passaggio a Ramirez, che è in posizione regolare perché si trova poco prima di Glavan, e insacca con un tiro veramente potente, teso sul secondo palo. Lì Rafael, secondo me, non è colpevole di niente perché veramente poteva fare ben poco su quel tiro. E la Samp raddoppia il vantaggio. Passiamo sul 2-0. Dopo il 2-0 arriva il nostro di gol. E che gol oserei dire. Una sicurezza armadio fuori area. Il ninja. Una saracca allucinante piazzata lì all'angolino basso a destra. Audero non può assolutamente nulla. A discapito della Samp che ci aveva praticamente ostacolato, cioè ha coperto bene tutta la zona centrale del campo nella prima metà di partita, in quel frangente non è stato in grado di coprire all'altezza e lì Nainggolan li ha purgati come meglio sa fare. E il Cagliari accorcia le distanze, ma non passa nemmeno un minuto che Quagliarella insacca il 3-1. Ecco. Lì Quagliarella, diciamo, chiude la partita con un tiro bello, un bellissimo tiro, però lì la colpa è di Rafael, perché non puoi prendere un gol del genere sul tuo palo. Secondo me è proprio impossibile. Non puoi prendere un gol del genere sul tuo palo. Non è fattibile, veramente. Lì secondo me ha peccato Rafael, doveva fare qualcosina in più, perché anche lì c'è stata solo potenza, non c'è stata precisione e in più, ripeto, stai sul tuo palo e se non riesci a prendere quel pallone
la situazione è molto molto grave. Poi João Pedro con un altro gol spettacolare accorcia le distanze, scusate se guardo in basso ma devo guardare l'orologio, accorcia le distanze con un gol veramente bellissimo di tacco su cross di Pellegrini, se non mi sbaglio, sì, di Pellegrini, la accorcia di tacco, veramente gol spettacolare, 3-2 e poi arriva il 3-3 e qua c'è uno dei cross che mi è piaciuto di più, il cross di Nainggolan, un cross veramente bellissimo perché è stato preciso, delicato, l'ha messa proprio precisa dove doveva andare e João Pedro riesce a insaccarla buttandosi per terra praticamente ed è stato il gol del pareggio. E poi arriva la parte più bella. Cherry insacca il 4-3. Colpo di testa perfetto, veramente perfetto. Ha azzeccato tutto, la tempistica, la posizione, il colpo di testa in sé perché l'ha messa precisa dove Audero non poteva minimamente arrivare. È stato bello anche il cross di Pellegrini, strano a dirsi, questo è uno degli altri cross che mi è piaciuto, veramente una cosa spettacolare quel colpo di testa. Detto questo, ci tengo a precisare alcune cose perché molti su Instagram mi hanno scritto ma adesso Cherry è ancora una pippa, Cherry è ancora una pippa. Ragazzi, Cherry rimane comunque una pippa nonostante il gol, ok? Perché, ok, ci ha parato enormemente il culo, è stato un grande, però i limiti tecnici non possiamo far finta che non esistono soltanto perché ha fatto quel gol. Il giocatore mediocre rimane. Ovviamente io mi auguro e spero che lui possa migliorare sia che per noi che per lui, ma per adesso non mi sento di valutare in un'altra maniera Cherry soltanto per quel gol, perché starei prendendo per il culo me, starei prendendo per il culo lui, starei prendendo per il culo voi. Quindi Cherry rimane ancora un giocatore mediocre, se da qui in poi riuscirà a migliorare, tanto di guadagnato, però per adesso ha ancora tutto da dimostrare. Ovviamente questo gol lo potrà aiutare tanto sia a livello di gioco che a livello mentale, però ripeto, ce lo dovrà dimostrare sul campo. Poi mi sono segnato alcune cose da ricordare, assolutamente. La parata di Rafael sulla rovesciata di Quagliarella, parata che non era proprio facilissima, eh. C'è da dire che il tiro era centrale, anche questo potente ma centrale, però comunque una parata non da poco. Poi il cross secondo me più bello di tutta la partita è stato quello di Cicarini che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare perché se non mi sbaglio João Pedro e Simeone non sono riusciti ad arrivare sul pallone. Mi riferisco al cross dalla fascia destra di esterno, un cross veramente 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 spettacolare, il cross più bello di tutta la partita. Poi la bellissima azione di prima sulla sinistra tra João Pedro e Simeone che porta poi João Pedro al tiro anche se ha tirato una mezza cacarella. Tra l'altro la sintesi del primo tempo del Cagliari è palla Nainggolan che la passa sulla corsia sinistra, perché è praticamente successo soltanto questo nel primo tempo. E la chiave di svolta della partita secondo me è stato il cambio di Nandez, perché Castro secondo me ha giocato una partita veramente insufficiente, ha sbagliato veramente tantissime cose, non era in palla, secondo me non era in palla e non doveva giocarla, non doveva giocarla. Questo è un mio personalissimo pensiero, però avrei preferito che fosse partito Nandez da inizio partita, però sapendo poi come è andata a finire, forse è stato meglio che ha cominciato Castro. Mentre per quanto riguarda i peggiori in campo, secondo me uno tra tutti è Rafael, perché alcune parate proprio, alcune mancate parate pesano molto sul risultato. I due terzini, Pellegrini che ha sbagliato un quantitativo di cross, penso che
il terzino destro della Sampdoria ci abbia 87 pallonate tatuate addosso per i cross dei Pellegrini andate a finire male. Faragò, io non riesco a capire come la gente voglia vederlo terzino destro, io veramente non riesco a capirlo, perché è vero che ho detto che tra Cacciatore e Faragò preferisco 100 volte Faragò, però abbiamo pure Pinna, abbiamo Mattiello. Faragò non può giocare a terzino sinistro, è inadatto e si vede, è legnoso nei movimenti, anche lui, è legnosissimo. Andatevi a rivedere quando era marcato Faragò, che doveva liberarsi del pallone, si doveva disimpegnare. Era un trocchetto di legno, non si poteva vedere, non si può vedere Faragò terzino. Continua a essere questa opinione. Cazzo, Pellegrini, vabbè. Migliori in campo, Rog per la corsa, Nainggolan per il gol, l'assist e la corsa. Era arrivato all'ultimo minuto che era sfinito, e c'ha pure ragione, ha fatto una partita veramente mostruosa. João Pedro, che è in una forma decisamente smagliante, e Nandez. Penso che Nandez sia veramente stata la chiave di questa partita, non penso ci sia altro da dire. E poi l'unica nota di cui volevo parlare, l'unica nota finale, è il Cagliari in generale, perché ora noi siamo al quarto posto, a pari punti con la Roma, e abbiamo una serie di risultati utili consecutivi di ben 12 risultati utili consecutivi, che mica sono bruscolini, cioè non è poca roba. 12 risultati utili consecutivi. Vi vado a leggere quelli che sono i dati più o meno, i gol fatti, gol subiti, la differenza reti, con tutte le partite e solo con i risultati utili. Allora, in tutte le partite abbiamo fatto 29 gol, ne abbiamo subiti 17 e una differenza reti totale di più 12. Dai 12 risultati utili consecutivi abbiamo fatto 28 gol, ne abbiamo subiti 14 e abbiamo una differenza reti di più 14, il che fa riflettere, perlomeno fa riflettere, perché vi fa capire a che livello è arrivato il Cagliari. E poi un'altra cosa che non mi sono segnato, ma devo dire assolutamente, questa squadra ieri ha tirato fuori i coglioni. E ha combattuto. Ed è quello che principalmente si chiede a tutte le squadre, cioè un tifoso chiede di sudare, di lottare per la maglia, e questo hanno fatto i nostri ragazzi. Io sono fiero di loro, dal primo all'ultimo, anche con i peggiori in campo, nonostante abbiano sbagliato. Sono fiero di loro perché comunque ci hanno provato, ce l'hanno messa tutta, e li devo ringraziare perché è stata una prova di carattere, è stata una partita molto più determinante di quello che si possa pensare, secondo me, ed è stata spettacolare. Ribadisco che ti fa Cagliari, te fa perdere anni di vita, cioè io non ci arrivo a 50 anni se continuo così, veramente te fanno perdere anni di vita. E da una parte però sono contento, sono veramente contento. E niente, il video finisce qui. Sono riuscito anche a contenermi abbastanza bene con i tempi, pensavo venisse molto più lungo il video. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.